Intervenire a sostegno di lavoratori e imprese con aiuti e risposte concrete per il mondo dell'artigianato veneto. È la mission di Sani in Veneto, il fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, che oggi ha presentato il suo terzo bilancio sociale. 232.000 prestazioni erogate, 12 milioni di euro liquidati nel 2021. Con le tutele che abbiamo messo in campo attraverso appunto la raccolta dei fondi che viene fatta attraverso le imprese che versano il loro contributo per ogni dipendente, ricordo che è totalmente gratuita per i collaboratori, riusciamo proprio a coprire tutte quelle che sono le esigenze sanitarie che i lavoratori, ma anche i datori di lavoro e anche i familiari dei datori di lavoro e dei nostri collaboratori hanno in essere. È un fondo territoriale che abbiamo costruito come parti sociali e questa operazione qui è un'operazione che dà prestazioni a molte persone che possono avere dei rimborsi per quanto riguarda tutta una serie di attività. Questo vale sia per i imprenditori che per i lavoratori e vogliamo farlo crescere sempre di più. Alla base ci sono un nomenclatore tra i più vasti con 3.600 prestazioni, l'efficienza del fondo e la capacità di attivare al bisogno interventi straordinari ulteriori in aiuto alla propria platea. Previste novità per il 2023, tra cui è il vaglio l'integrazione con la sanità pubblica. Cercherà adesso di fare un passo in avanti, cercare di trovare tutte le forme di convenzionamento possibile per rafforzare la sanità pubblica. Dunque sanità pubblica, salute vuol dire sicurezza.